TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. La pioggia caduta ieri nel territorio veneziano è stata benefica per le campagne. Diversa la situazione per Chioggia, Valli e Isola Verde, in cui la pioggia torrenziale ha provocato ingenti danni alle produzioni orticole. Stamane la campagna era ancora completamente allagata. Circa 150 ettari di terreno sono andati sott'acqua. La produzione di carote è praticamente compromessa. Lo stesso vale per il radicchio tondo di Chioggia, ormai pronto per settembre, risultato danneggiato per un 80%. Sicuramente, come sottolinea Coldiretti Venezia, vi saranno ripercussioni anche per il trapianto del radicchio autunno-invernale. Sono in corso dei sopralluoghi per la verifica puntuale dei danni. Parliamo di sanità. In Regione Veneto non sono stati segnalati casi di monkeypox, il vaiolo delle scimmie, negli ultimi mesi. Gli ultimi casi di malattia, lo rende noto la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto, risalgono infatti a marzo 2024. Da inizio anno sono stati registrati a livello regionale 7 casi umani di monkeypox. La fascia di età coinvolta ha compreso persone di età tra i 24 e i 51 anni. Esiste un vaccino attualmente autorizzato all'uso in Italia che può essere raccomandato solo in situazioni specifiche di rischio. È possibile trovare maggiori informazioni nel sito regionale e rivolgersi al servizio vaccinale nell'ULSS. Il vaccino è fornito direttamente dal Ministero della Salute e in Veneto dal 2022 sono state immunizzate 1776 persone a rischio. E l'ULSS 4 ha attivato la sua prima casa della comunità in piazza Galasso a San Michele al Tagliamento. Si tratta del nuovo modello di organizzazione di assistenza territoriale di riferimento sanitario e sociosanitario per i cittadini dei comuni di San Michele al Tagliamento, Cinto Cao Maggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Fossalta di Porto Gruaro e Pramaggiore. L'intervento è iniziato a febbraio dell'anno corrente e del valore di 404.000 euro ha previsto la ristrutturazione dell'ex sede del distretto sociosanitario di proprietà dell'ULSS 4 e dell'ex sede Avis di proprietà del comune di San Michele al Tagliamento e accoglie ora le attività a carattere sanitario, punto unico di accesso, anagrafe sanitaria, CUP, punto prelievi, ambulatori, pediatra, medici di famiglia e ha un nuovo ingresso e sala accoglienza. Voltiamo pagina. È calato il sipario su via Piave Summer Garden. Domenica sera l'ultimo concerto dal vivo ha chiuso la manifestazione che, per 2 mesi, ha fatto del giardino di via Piave a Mestre la terrazza estiva dei mestrini tra spettacoli, musica, arte e street food. Una terrazza aperta per 66 giorni, dal 14 giugno fino a domenica 18 agosto, dalle 11 del mattino alle 11 di sera e che ha registrato oltre 35.000 presenze complessive. I giardini hanno accolto una media di 500 persone al giorno sedute ai tavoli, in pista o sotto al palco, con un'affluenza più corposa, soprattutto dal venerdì alla domenica. 88 gli artisti che si sono esibiti, 2 gli ospiti internazionali. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.